Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video del Mercato Batman Napoletano. Come state? Spero tutto bene. In questo video andiamo a fare il recap del Napoli del 2025, perché domani è l'ultimo giorno dell'anno, domani è 31 dicembre e lo so doveva uscire domani questo video, però ho visto che domani ci stanno altri contenuti riguardo alla Serie A, al calciomercato. Ho deciso di portarvi questo video già ad oggi, che è 30 di dicembre, che è il 30 di dicembre. Allora, in questo video parleremo di tutto l'anno solare del Napoli da gennaio 2025 al 30 dicembre. Ovviamente vi faccio un piccolo riassunto in 6 minuti. Faccio questo piccolo riassunto in circa 6 minuti. Allora, partiamo subito. Cioè, non è proprio 2025, ma dalla stagione 24-25, che sarebbe tipo settembre, ottobre, novembre, dicembre. 4-5 mesi. Ci sono 4 mesi. E quindi li contiamo insieme al 2025. Allora, il Napoli in tutto il 2025, diciamo meglio della stagione 24-25, questa prima parte di stagione 25-26, il Napoli ha vinto 2 trofei, cioè la Supercoppa Italia quest'anno, lunedì scorso, della settimana scorsa, e poi ha vinto anche uno scudetto, cioè l'anno scorso, il 23 maggio. Il Napoli, oltre a questi momenti bellissimi, ha passato nel 2025 anche diversi momenti bui, come se vi ricordate da più o meno metà febbraio fino a fine febbraio, a fine marzo, scusate, il Napoli ha passato una crisi profonda che mi auguro che non ricapiti mai più, cioè che il Napoli non racimolava più sconfitte, cioè scusatemi, ma giù, non racimolava più vittorie, non racimolava più 3 punti, cioè il Napoli o pareggiava la domenica, il sabato, o pareggiava o perdeva, questo è, cioè o pareggiava o perdevamo, cioè è una cosa incredibile, io mi auguro pure al mio peggiore, cioè alla peggiore squadra del mondo, alla squadra più brutta al mondo, cioè la Juventus, di non fare passare questo periodo, perché cioè, non vincere per un mese e mezzo è dura, cioè molto ma molto dura. Poi abbiamo incominciato a vincere e sappiamo tutti di dopo questo mese e mezzo più o meno il Napoli cosa ha fatto? Più o meno questo mese e mezzo è incominciato più o meno la partita contro la Roma. Fu Roma-Napoli che la Roma pareggiò all'ultimo con Angelina, se non mi sbaglio. Per il Napoli segnò o Lukaku o McTominay, uno di questi due. Vabbè. Poi il Napoli, oltre a questi momenti qua, ha passato anche momenti molto più brutti, come il KO per 6-2 in Champions contro il PSV Eindhoven. Poi anche questa profonda crisi degli infortuni, però nonostante questa crisi che il Napoli sta passando e ha passato, il Napoli è ritornato col 3-4-3 o anche il 3-4-2-1 contro l'Atalanta, abbiamo vinto 3-1, abbiamo fatto un ciclo di vittorie, di 5 vittorie consecutive, però poi ci sono stati quei 2 intocchi, quei 2 incappi contro Benfica e Udinese. E poi siamo ritornati a vincere, abbiamo vinto anche l'ultima contro la Cremonese. E diciamo ci sia dopo la gara dell'Udinese c'è stata la vittoria contro il Milan per 2-0, la stessa cosa la partita contro il Bologna per 2-0, abbiamo vinto la Supercoppa Italia. E poi siamo arrivati ad oggi, Napoli è terzo a 2 punti dalla vetta.
Ho sentito uno youtuber Gabbaman prima dire: Ah, la Roma ha passato l'anno solare perché ha fatto 82 punti. Io dico da Gabbaman, come si chiama? Gabbaman. Non si conta solo il 2025, ma si conta come ho fatto io. Si conta da settembre 2024 più o meno, quando inizierà il campionato 24-25, fino a 30-31 di dicembre del 2025. Hai capito, Gabbo? Speriamo che hai capito. Perché siamo a dicere tutte cose finché che non arrivava Ranieri in panchina della Roma. A Roma già si in Serie B, già si in Serie B, faceva fino alla Fiorentina che sta facendo mo. Ricordatelo. Ah sì, poi ci visto un shorts sempre capo, mi ha detto abbiamo fatto l'anno solare perché abbiamo fatto statistiche da scudetto a 82 punti. E perché non l'ha vinto lo scudetto? Scusatemi. Guarda un po', chi l'ha vinto? Il Napoli. Che ha vinto la Supercoppa? Il Napoli. Quindi non giudicate e poi dite, i napoletani hanno rubato e tutte cose. Vabbè, io vi ringrazio a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Ciao!